Quello che le divide è un filo sottilissimo di 4 punti, un gap che potrebbe cambiare con due scenari diversi, ridursi notevolmente con la terza vittoria consecutiva per gli uomini di Valmati o aumentare di 3 lunghezze con la formazione savonese che prenderebbe il largo sui verdestellati. Al Piccardo va in scena 6° valida per la 17ª giornata di promozione, la cui prima emozione è firmata la rosa, il suo tiro viene deviato dalla testa di Ansaldo e sul conseguente calcio d'angolo arriva il cosiddetto gol olimpico da parte di Villar. La traiettoria inganna Marotta, complice il forte vento e la squadra di Macchia passa in vantaggio. Alla mezz'ora, nel tentativo di intercettare il pallone, Moretti serve Villar che dal limite dell'area spedisce al volo la sfera nell'angolino e il millesimo chiude il primo tempo in pieno controllo del match sul risultato di 2-0. Nel secondo tempo entra in campo un'altra sestese, al 12° Vittori viene messo giù da Moretti, l'arbitro lascia proseguire e la ripartenza dei verdestellati parte da Curabba che serve un pallone meraviglioso a Piroli. Calcia con il destro non trovando lo specchio della porta. Cavalca l'out di sinistra Lanza e quando trova il fondo è perfetto il suggerimento al centro per Curabba che liscia il pallone e davanti a Conde cestina una ghiotta occasione. Al 71° sul calcio d'angolo di Moretti, dopo un paio di rimpalli, la palla arriva sul destro di Ansaldo che segna un gol d'attaccante vero e riapre clamorosamente la partita, accorciando le distanze sull'1-2. Un giro di lancette più tardi, ottimo spunto di Moretti per Piroli, ma il entrato spedisce tra i guantoni di Conde che blocca in due tempi. Si fa vedere anche la squadra ospite e dai 25 metri Cigliutti lascia partire un mancino che però va solo vicino al secondo palo. Nonostante la munizione, mister Valmati decide di lasciare in campo Scarfò e l'azione al minuto 82 gli darà seguito, perché proprio il 2008 servirà l'assist che conduce al super gol di Piroli e può esultare il popolo verde stellato per aver rimesso in piedi una partita iniziata in salita. Nei minuti finali, numerose polemiche, Balestrino innesca con un passaggio filtrante Piroli, che si invola verso la porta, poi segna il gol del 3-2, ma l'assistente, dopo aver atteso qualche secondo, decide di alzare la bandierina per segnalare l'offside del 20 biancoverde. Grazie alla moviola notiamo come dalla nostra postazione e prospettiva di visuale l'attaccante della Sestese sembrava essere in posizione regolare. All'85° viene richiesto un penalty dagli ospiti per questo contatto sulla rosa, ma l'arbitro lascia proseguire. Dopo 5 minuti di recupero, fischia 1, fischia 2, fischia 3 volte il signor Petti Rossi della sezione genovese, decretando il pareggio di una delle partite più belle viste fino ad ora tra due squadre che hanno saputo dare spettacolo sul manto erboso del Piccardo di Borzoli.